Benvenute e benvenuti in questa serie di video dedicati alle fonti per la conoscenza della musica e della poesia sarda di tradizione orale. Insieme faremo un viaggio alla scoperta di documenti che ho selezionato per voi, nei quali vengono descritti e raccontati gli usi musicali del passato. Si tratta di opere letterarie, cronache, documenti notarili, redatti tra il Seicento e l'inizio del Novecento da intellettuali, viaggiatori, funzionari governativi e sacerdoti, che nelle loro opere hanno descritto pratiche e contesti della nostra cultura musicale. In questo video parleremo di tamburi. Nello strumentario regionale sardo, caratterizzato da una ricca presenza di strumenti a fiato e a percussione, i tamburi, insieme agli strumenti a corda, sono quelli meno diffusi. L'uso dei tamburi è tuttavia ancora oggi attestato in contesti specifici. In alcuni paesi come strumento di segnalazione, in occasione delle feste per i santi, per accompagnare il simulacro in processione oppure durante il carnevale. Dal punto di vista esecutivo, questi strumenti non richiedono generalmente tecniche complesse né prevedono un repertorio articolato. Nella maggior parte dei casi l'esecuzione si basa su una semplice figura ritmica che viene ripetuta più e più volte. Nonostante ciò, i tamburi mantengono ancora oggi un forte valore simbolico, sono strumenti strettamente legati al rito e svolgono una funzione identitaria e comunitaria di grande importanza nei contesti in cui sono tuttora in uso. Tra il 1833 e il 1856 venne pubblicata un'opera monumentale suddivisa in 29 volumi dal titolo Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale degli stati di Sua Maestà il Re di Sardegna. Si tratta di un progetto editoriale ambizioso curato dal sacerdote Goffredo Casalis, che ha l'obiettivo di offrire una descrizione puntuale e sistematica di tutti i territori continentali e insulari appartenenti alla corona sabauda. Per la redazione delle voci relative alla Sardegna, Casalis si affidò in larga parte al giovane scolopio Vittorio Angius, che si occupò di contattare direttamente i sindaci dei diversi comuni e di redigere personalmente molte delle schede. Le voci del dizionario forniscono per ogni paese, città e provincia informazioni sul territorio, il numero delle chiese, la consistenza del bestiame, le coltivazioni, ma anche quelli che sono gli usi e i costumi delle comunità locali. Ed è proprio in queste sezioni che troviamo preziose informazioni sulle pratiche musicali tradizionali. Gavoi è oggi il paese della Sardegna in cui i tamburi sono più presenti. In occasione del Giovedì Grasso, su Giovi all'Ardiaiolo, si tiene Sasortille Tumbarinos, durante la quale diverse decine di suonatori di tamburi si riversano per le vie del paese con i propri strumenti. Nel dizionario di Casalis e Angius, la voce dedicata a Gavoi fa già riferimento alla presenza dei tamburi nel paese. I defunti si depongono in mezzo alla sala. Il più stretto consanguineo o il consorte si assiede alla destra del defunto, quindi gli altri intorno. Si canta o si recita il rosario, facendo però il compianto dopo le decine. Il feretro è accompagnato da parenti meno propinqui. Il ballo è il divertimento comune e si fa o al concerto del coro, o al suon del tamburo, o alla melodia delle canne, sas launeddas. Attilio Zuccagni Orlandini, nato in Toscana nel 1784, fu uno dei più importanti geografi italiani dell'Ottocento. Dopo aver pubblicato l'Atlante geografico del Granducato di Toscana, che ebbe un certo successo, Zuccagni Orlandini avviò la progettazione di un'impresa editoriale ancora più ambiziosa. Tra il 1835 e il 1845 pubblica infatti la Coreografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole, un'opera monumentale composta da 12 volumi. L'opera rappresenta una vera e propria summa delle conoscenze geografiche dell'epoca che propone per ciascuno degli stati preunitari una trattazione degli aspetti fisici, storici, topografici e statistici. Nel volume dedicato alla Sardegna, pur con un interesse prevalentemente geografico, trovano spazio anche alcune descrizioni delle musiche e delle danze dell'isola. Allorché si fa sentire la musica della danza, i giovani vanno a invitare la fanciulla che loro piace aver compagna, quelle eccettuate che appartengono ad altri come promesse spose, nel qual caso lo sposo può ballare con altra fanciulla del paese, ma solamente con una donna straniera. Nella piazza o nella sala del ballo le fanciulle stanno da una parte con le loro madri e i padri, ed i giovani nel lato opposto, gli uni e le altre in gran pompa. Era antica consuetudine che ballandosi al canto del coro la danza si incominciasse dai giovani, se al canto delle canne o del tamburo o piffero uscissero prime a intrecciarla le fanciulle.
In alcuni paesi della Barbagia le donne non danzano con gli uomini, che nel solo caso di festino nuziale. Mentre girasi il ballo può entrarvi chi voglia, ma non osi la mano destra dell'uomo distaccarsi dalla sinistra della fanciulla, perché sarebbe, se non scusasse l'ignoranza, un'ingiuria gravissima, un insulto intollerabile. Alberto Ferraro di La Marmora è stato un generale piemontese che nella prima metà dell'Ottocento trascorse diversi anni della sua vita in Sardegna. Oggi viene ricordato come colui che ha realizzato la Carta della Sardegna, che è stata per oltre mezzo secolo la miglior rappresentazione cartografica dell'isola. Ma è noto anche per il suo Voyage en Sardaigne, pubblicato a Parigi nel 1826, nel quale propone una descrizione per lo più economica e fisica della Sardegna. Nel 1860 pubblica un secondo libro che incontrò un grande favore di pubblico e che 6 anni più tardi venne tradotto in italiano dal canonico Giovanni Spano, suo amico personale, con il titolo di Itinerario dell'isola di Sardegna del conte Alberto Ferraro della Marmora. Da quest'opera è tratta la descrizione della festa dei Candelieri di Sassari, nella quale ancora oggi i tamburi non possono mancare. In questa festa tutta popolare, ciascuna corporazione, gremio e ciascun collegio d'artigiani era preceduto da un piffero e da un tamburo, che ordinariamente battevano la diana. Si può immaginare il fracasso e il disaccordo che facevano passando per tutte le strade della città. Il sito di riunione era la chiesa di Santa Caterina. Allorché la processione si muoveva, ciascun candeliere era portato da 2 o 4 uomini e quelli della stessa corporazione, preceduti dal suono di tamburo e di piffero, sostengono il capo di questi bindelli, mentre l'altro è attaccato alla sommità del candeliere. Salvatore Merche nasce a Orotelli nel 1873. Studia al seminario di Alghero e viene ordinato sacerdote nel 1899. Dopo un incarico a Bolotara, a partire dal 1907 fu parroco a Oniferi, dove rimase fino alla sua morte. Stimato poeta, Merche è stato autore di numerose raccolte di romanzi e memorie storiche. Nel 1901 pubblica un libretto che contiene un interessante e dettagliato resoconto della sua visita alla festa di Santa Maria de Saucco di Bortigali, ancora oggi una delle feste campestri più interessanti dell'isola. In questo passo parla dei tamburi che accompagnano il simulacro della Santa dal paese al monte il 7 settembre e dal monte al paese il 17. La mattina del 7 settembre, fin dall'alba in Bortigali, si notava un movimento insolito, un confuso rumore. Tratto tratto si udivano degli spari. Parecchi tamburini suonavano incessantemente nella piazzetta di Santa Croce. Ragazzi allegri e festanti, uomini affaccendati e donne tutte premurose uscivano dall'una e dall'altra casa e passavano in fretta per questa e per quell'altra via. Dai crocicchi, dallo stradone e da ogni viottolo venivano verso Santa Croce frotte di popolo spinto da recente curiosità. Allo spuntar del sole la sua accennata piazzetta era gremita di gente e subito dopo, disposti in bell'ordine e marzialmente fieri, vennero a cavallo l'operiere con la famiglia e tutti gli invitati. Oltre una 60 di cavalieri vestiti a festa e portanti quasi tutti il fucile in spalla, molti la bandiera in mano e alle groppe dei focosi e vispi poledri la sposa o la madre o la sorella o l'amica vicina. Io ero fra loro. Appena questo caratteristico e pittoresco squadrone di cavalieri giunse alla piazza di Santa Croce, fra i molteplici e ripetuti spari e il festoso suono delle campane delle varie chiese, dei sonagli e dei tamburi, si dispose in mezzo alla folla in attesa del venerato simulacro di Santa Maria. In questi estratti video tratti dal mio archivio vorrei farvi ascoltare innanzitutto la festa di Bortigali registrata nel 2022 e i suoi tamburi, e poi Gavoi, Sasortille e Tumbarinos del Giovedì Grasso del 2016.